Buona serata cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti, e sarà una serata molto interessante, anche richiederà un piccolo impegno ma sempre a fin di utilità e di bene, perché come vi avevamo già promesso tempo addietro parleremo delle novità fiscali per il 2025, di taglio al cuneo fiscale, di che cosa è diventato strutturale, quali ci sono i vantaggi per i lavoratori dipendenti, quali per, se ce ne sono, i pensionati, cosa si sarebbe dovuto fare, cosa si è fatto, quali sono importanti novità strategiche da capire per le aliquote. E non è tutto vano quello che si dice, perché possono cambiare radicalmente le cose, come è successo anche in passato quando abbiamo parlato con i nostri ospiti dello SPCGL, di quando andare in pensione, quanto resistere ancora al lavoro, calcolare bene i giorni o i diritti inespressi, quindi farsi fare il calcolo delle pensioni. Così è altrettanto importante sapere in quale aliquota si rientra, perché a volte chiedere, così banalizzando, un piccolo aumento e fare uno scatto di aliquota può costare anche essere ben cara la pelle. Allora, ne parliamo con i nostri ospiti. Massimo Cestaro, naturalmente qui con noi, segretario dello SPCGL del Veneto, ben ritrovato segretario. Graziano Basso, in carne e ossa stavolta, responsabile fiscale della CAF CGIL Nord-Est, grazie di essere qui con noi. E poi siamo collegati con Nazionale, per cui Giuliano Ferranti del Dipartimento Previdenza Fisco SPCGL. Ben arrivato anche a lei. Grazie. Allora, siamo arrivati al momento, è finita la legge di bilancio approvata, la situazione fiscale ormai è definitiva, così dovrebbe essere, anche in parte lo è perché ci sono state delle misure strutturali che si auspicavano. Perché lo SPCGL ha deciso di fare questo approfondimento? Allora, intanto buonasera a tutti. Facciamo un approfondimento per tante ragioni. Intanto per, diciamo, un fattore elementare, insomma, di informazione e di comunicazione, ma poi perché sul tema delle tasse si sentono dire troppe cose e spesso non sempre esatte. Ora, intanto bisogna stabilire così, diciamo, a grandi linee cosa sono le tasse, no? Cioè le tasse, diciamo, quel contributo che ogni cittadino dà allo Stato per avere in cambio dei servizi. Diciamo che il patto fiscale, che è il patto che regola il rapporto tra Stato e cittadini, è quello che definisce un po', diciamo, il dato di cittadinanza. La società civile si basa sul fatto che lo Stato offre una serie di servizi. Ecco, lo interrompo solo un attimo, un po' chiedo a lei che è fiscalista. Sì. Ai tempi dell'università c'era tasse, imposte e contributi. Sì. C'era questo distinguo. La distinzione, così facciamo anche informazione, qual è? Tasse, imposte e contributi esiste ancora? Sì, cioè formalmente sì. Le interrompo, ma giusto le fonti fanno parte delle fonti del diritto, per cui sono le suddivisioni previste dalla normativa, esistono ancora. Sono tutte contribuzioni che si danno allo Stato in differente forma, che servono per poi avere di ritorno, tra virgolette, dei servizi che possono essere tasse, imposte e contributi. Allora possono essere dei servizi a livello statale, a livello regionale, come di cui sta parlando appunto il segretario. Sì, possono essere anche a livello regionale, come potrebbero essere dei contributi che io verso per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, possono essere dei contributi che posso versare dagli enti pubblici come all'INPS per avere poi una pensione che è il reddito del pensionato. Cioè c'è ancora, non è cambiato nulla, non è stato sovvertito l'origine. Non c'è stata quindi una riforma fiscale, questo è importante capire. No, c'è stata una riforma fiscale, ma non in quel senso, sono state solamente cambiate le modalità con cui effettuare il prelievo delle tasse, e questo praticamente per questo hanno dovuto fare degli adattamenti, e saranno ancora necessari degli adattamenti, perché ciò che è stato fatto non soddisfa ancora i requisiti di equità. E dopo entriamo nel merito. Comunque io intanto interrompo con queste domande, così aiutiamo i nostri telespettatori a farsi un po' una cultura, anche magari chi non ha detto i lavori. Quindi do ut des, giusto? Sì,
dicevo, quello lì è un rapporto che definisce, diciamo, diciamo, il livello di cittadinanza, no? Il sistema di welfare, il sistema di protezioni sociali, appunto dicevo il sistema sanitario e via dicendo. Il punto qual è? Il punto è che le tasse, poi lo vedremo tra un attimo, gravano prevalentemente, circa l'80%, su lavoratori dipendenti e pensionati. Ora, è chiaro che quando io mi guardo il cedolino della pensione o diciamo il cedolino della paga per il lavoratore dipendente e guardi il tuo netto e quanto paghi di tasse, ti verrebbe un po' un senso di svenimento, insomma. Da piangere praticamente, un senso di dolore. Perché, diciamo, c'è una dimensione di trattenute sia sulla pensione che sullo stipendio che, insomma, è una trattenuta molto importante. E quindi piacerebbe a tutti avere quella voce diminuita, quindi pagare meno tasse. O perlomeno piacerebbe a tutti dire, vabbè, accetto questo scotto, diciamo così, a fronte di tanti bei servizi, posso avere più bambini perché ci sono i servizi che mi supportano, e invece tutto ciò che vuoi avere devi pagartelo. Diciamo la casa di riposo gratis. Diciamo pure un'altra cosa, che sarei più contento di pagare quella cifra se sapessi che quella cifra la pagano tutti. Oppure che la pagano tutti. Allora, è qua un primo punto, perché anche qua i dati disponibili che sono del 2023 dicono che il dato di evasione fiscale e contributiva in Italia si attesta attorno ai 100 miliardi all'anno. E c'è stato comunque un buon recupero l'anno scorso. C'è stato un recupero, ecco, sì, però stiamo andando avanti, adesso ancora rincorrono queste voci di ulteriori patteggiamenti con chi ancora non... come si chiamano quelle cose che si fanno? Condoni. Ah, ecco, non mi veniva la parola, condoni, no, l'ennesimo condono. Anche qua... Però al di là di tutto, per carità, ma piuttosto che niente meglio piuttosto, perché si sa benissimo che ci sono cifre che non possono essere recuperate, e di questo è un male universale. Però il problema è qual è il messaggio educativo che mandi in onda, perché se io so che tra un anno, 2 anni ho il condono, ma chi me lo fa pagare le tasse o i contributi che devo pagare? Li evado, perché tanto prima o dopo succede che ci sarà un condono. Questa cosa è dimostrato che ma allora ci sono così. Molte persone disoneste, perché se una persona ho capito io, se no non avremmo questo livello di evasione fiscale e contributiva. Lo dico perché anche qua questo governo è intervenuto con la flat tax per i lavoratori autonomi. Allora, anche qua noi non abbiamo niente contro i lavoratori autonomi, ci mancherebbe, però come ho avuto modo di dire anche in qualche altra occasione in questa trasmissione, se io vado all'ospedale per una qualche patologia, il mio costo per quell'ospedale è uguale al lavoratore autonomo, cioè non è che il costo per il Servizio Sanitario Nazionale per il lavoratore autonomo vale meno, costa tanto quanto me. Allora io non ho capito perché devo versare allo Stato, diciamo, la tassazione con la curva dell'IRPEF, fatto il 35-40% quello che è, e quell'altro c'ha una tassazione però posso fissa. Dire, quindi capisco, giusto, però secondo me generalizzare il lavoro autonomo non è corretto, perché io conosco tantissimi lavoratori autonomi che pagano tante di quelle tasse e sono onesti, che non è corretto. Ci sono invece tanti altri, tra l'altro purtroppo anche molti stranieri
che dichiarano pochissimo e pur di fare categorie ben note, che non facciamo menzioni, però lo sappiamo benissimo quando ci arriva l'elettricista a casa, l'idraulico. Guarda, stavamo parlando prima, insomma, nel senso che le condizioni del lavoratore autonomo molto spesso non sono analoghe dal punto di vista delle protezioni, dei diritti, diciamo, del lavoratore dipendente, bisogna essere anche chiari da questo punto di vista. No, ma non è, cioè, non sto facendo un'accusa al lavoratore autonomo, ci mancherebbe, insomma, non mi interessa proprio. Dico che il messaggio che mandi in onda, tu governo, non questo governo, ma anche altri precedenti, ma il messaggio che mandi in onda è che tutto sommato pagare meno tasse va bene. Dico, sì, certo, sono d'accordo, pure io, insomma, ho detto prima, mi guardo il cetriolino della pensione e vedo quanto pago di tasse e mi sento male. Il punto è che secondo me, secondo noi, ormai dietro questo ragionamento che bisogna pagare meno tasse, questa cosa sugli sprechi, no? Cioè bisogna eliminare gli sprechi. Adesso ne avessi sentito uno dire viva gli sprechi, no? Nel senso che anche il più stupido che passa per strada dice che bisogna ridurre gli sprechi, va benissimo. Poi si comincia a dire le pensioni costano troppo. Ecco, costano troppo. Questo lo dice l'Europa, questo ce lo rimprovera l'Europa, ecco, abbiamo sì, una spada appunto, di Damocle. Costano troppo in rapporto a che cosa? In rapporto a che cosa? Perché se guardo l'Europa, le pensioni sono tassate molto ma molto di meno, e lo vedremo dopo, che non in Italia. Il sistema di welfare, di protezioni sociali, è molto più avanzato che non in Italia. Cioè, quindi, quando si dice costa troppo, ripeto, in rapporto a che cosa? La nostra sensazione, la mia sensazione, che stiamo sostenendo da diverso tempo, è che dietro queste parole, insomma, si nasconde un disegno preciso, che è quello che stiamo vedendo, e cioè la continua riduzione dei servizi pubblici a favore del privato. Sta succedendo in sanità, e adesso abbiamo visto con l'ultimo intervento, tra le tante cose sulle pensioni, che nel tentativo di affondare la vituperata Fornero, che non lo sta facendo sto governo, che per alcuni versi ha perfino peggiorato i criteri della Fornero, dice: tu lavoratore puoi andare in pensione a 64 anni se ci metti il tuo fondo pensione. Cioè se la se tu privatamente ci hai provveduto in qualche modo a garantirti. Cioè anche qua, che secondo me questa cosa sta passando un po' troppo sotto silenzio, noi come SPI questa cosa l'abbiamo denunciata, ma insomma un po' in solitudine, è che anche lì si comincia a dire: se tu vuoi quel trattamento, in questo caso pensionistico, o vuoi quel trattamento sanitario, in una certa parte te lo devi pagare. Allora, dopo anni di bisogna eliminare gli sprechi, bisogna ridurre le tasse, eccetera, eccetera, stiamo arrivando al dunque. E il dunque è che o tu ci metti del tuo, oppure quel servizio non ce l'hai. Giusto, però, e adesso qua chiedo, ma anche a lei, può intervenire anche il nostro... Ma il tutto è legato al problema che abbiamo poca gente che lavora, che lavorerà, che quindi ci sono pochi giovani, e di conseguenza chi è che paga attualmente i pensionati? Noi stiamo pagando i pensionati. Se ci fossero più lavoratori il problema non si porrebbe, perché le proiezioni di baby boomers pensionati sono da pianto. Non dico le generazioni dopo, che proprio non ci pensano neanche, meglio pensare a un espatrio verso un paese, Costa Rica. Però posso dopo... Sì, sentiamo cosa ci obietta. No, è vero, ci può stare anche questo come elemento, però bisogna sempre vedere come le cose vengono fatte, perché comunque devono essere tutelate delle fasce reddituali, e comunque devono essere tutelati tra virgolette dei diritti acquisiti, comunque bisogna essere in condizione di garantire almeno lo status che si ha l'anno precedente, se si vuole entrare a gamba tesa a cambiare qualcosa, cosa che da questa manovra
sembrerebbe che non sia stato fatto, e dopo ne parleremo parlando dei lavoratori dipendenti, che effettivamente non è stata proprio così equa. No, ma chiedo, se ci fossero in proiezione più lavoratori attivi, e anche in proiezione tanti giovani che andranno a lavorare, che inizieranno a lavorare. Dal punto di vista dell'INPS sicuramente saremo sì. Avremo possibilità di presa. Sì. Perché la paura, cioè quello che ci hanno inculcato, ma il sindacato stesso ha fatto una campagna importante dicendo prendetevi un'assicurazione complementare, fate il versamento, anche ai giovani che dicevano ma se non arrivo neanche a fine mese come posso versare una complementare? Era legato al fatto che in proiezione ci saranno sempre meno lavoratori, sempre più pensionati, per carità meglio così che ci sia tanta gente che vive a lungo, però meno soldi che entreranno nelle casse, è così o no? Sì, però intanto vorrei dare una notizia. Ecco. Il fondo lavoratori dipendenti dell'INPS, quello diciamo da cui vengono prelevate le pensioni per i pensionati, cioè il fondo lavoratori dipendenti è inattivo. Attivo? Certo. Perfetto. E questo nel senso che è ancora buono. Ora, è evidente che se continui col calo demografico, se il lavoro, quello che c'è, è precario, saltuario, intermittente, part-time, involontario, eccetera, è chiaro che, come si dice, la contribuzione all'INPS, eccetera. Però attualmente il fondo è inattivo, cioè nel senso sta abbastanza bene. È evidente che noi ci poniamo con preoccupazione il futuro, perché è evidente che questa cosa, diciamo, il calo demografico, il restringimento della base occupazionale nel tempo rischia di produrre degli effetti preoccupanti anche dal punto di vista previdenziale, tant'è vero che noi a partire dagli anni 2000 abbiamo costruito attraverso i contratti collettivi la costituzione dei fondi di previdenza complementare, perché diciamo, avevamo immaginato appunto una seconda gambetta impostata in maniera completamente diversa rispetto al sistema previdenziale pubblico, che servirà, potrebbe servire che diciamo molto. Che è una forma di diciamo, assicurazione in proprio, tant'è che diciamo, i quattrini che io ci metto e che ci mette in parte il datore di lavoro può essere utilizzato per la mia pensione, per un'integrazione della mia pensione, ma può essere utilizzato anche per altre ragioni, per la ristrutturazione della casa, perché mi serve fino al 30% dell'accantonato, può essere utilizzato senza indicare una causale, cioè nel senso diciamo, sono quattrini miei che posso decidere fino entro certi limiti e come utilizzarli, che è la ragione per la quale abbiamo ritenuto profondamente sbagliato che questo governo abbia detto che se tu vuoi ridurre, anticipare la tua pensione da 67 a 64 anni, ci metti quella cifra lì, perché è mettere assieme cose completamente diverse tra loro. L'una è la previdenza pubblica costruita con sistema ripartizione, eccetera, eccetera. Il fondo di previdenza è un fondo a capitalizzazione, però sono soldi miei. Quello che io se non so nello preciso, non ho sentito questa frase per cui non posso assolutamente dire niente, però quello che io capivo è che anche voi avete detto attenzione ad andare in pensione con quota X, quota Y, quota cosa, perché prenderete di meno, per cui cerca di andare più in là possibile in pensione in modo tale che prendi di più, semplicizzando al massimo. O è sbagliato? Quindi se tu vuoi andare un po' prima ti devi... nel senso che per esempio, che ne so, quota 100 è stata fatta, qui aveva diciamo la combinazione tra anni di età e anni di contribuzione, e realizzava quota 100, prendeva un po' meno di pensione, ma semplicemente perché anticipava di qualche anno l'uscita. Con quota 103 è diverso, nel senso cambia proprio il calcolo, cioè è cambiato proprio il film, insomma, nel senso dice ci vai con quota 103, ma il calcolo non è retributivo, ma è contributivo, cioè introduce un elemento distorsivo rispetto a quello che bisogna sempre stare attenti ad anticipare, cioè se anticipi cerca di proteggerti in qualche modo. Quello che sto dicendo, tornando al discorso di prima, è che
stiamo andando verso piano piano verso una situazione per la quale, se tu vuoi avere diciamo quei servizi offerti dallo Stato, in qualche modo, in quota parte, te li devi pagare. Sulla sanità ormai funziona così. Ormai funziona così, perché quando tu hai liste di attesa infinite e uno ha un problema serio, si cerca la soluzione all'interno del privato. Certo. Perché così no, questo indubbiamente non è una cosa piacevole. Naturalmente questa cosa la fa chi è in condizione di poterlo fare, e ormai siamo attorno ai 4-5 milioni di persone che non si possono curare. Ma mi chiedo, è normale? E allora questa cosa che si continua a dire paghiamo meno tasse, ma può funzionare ancora? Ripeto, non è che sto dicendo, come diceva quello, che è bello pagare le tasse, perché insomma effettivamente è un costo, e lo dicevo prima e lo ripeto, ci guardiamo la busta paga e lì si vede. Però occorrerebbe intanto avere un po' più di riguardo circa le condizioni del lavoro dipendente, perché abbiamo visto la Meloni dice l'occupazione è aumentata. Sì, ma gli occupati si sono impoveriti, cioè nel senso che è possibile che non sia evidente che l'Italia è un paese che ha gli orari di lavoro più lunghi, che ha le retribuzioni più basse e che ha la produttività più bassa, perché ha gli investimenti più bassi, pubblici e privati, perché negli altri paesi europei ci sono orari di lavoro più in Spagna hanno fatto l'ultima volta la riduzione dell'orario di lavoro, producono di più, hanno retribuzioni, abbiamo visto, dal 20 al 30% superiori alle nostre. Qual è la differenza? Hanno una produttività più alta, pagano meno tasse. Qual è la differenza? È che lì ci sono investimenti pubblici e privati su innovazione e sviluppo, innovazione di processo, innovazione di prodotto. O sto paese fa questa scelta qua, se no non ne andiamo fuori. E continuerà questa cosa in cui si dice ma paga meno tasse, in qualche modo arrangiati. Vale anche, e la chiudo qua, rispetto ai lavoratori autonomi, lo dicevo prima, che avrebbero bisogno anche loro di maggiori protezioni sociali sì, perché e maggiori non fanno tutele. Figli, non Però fanno la famiglia. logica di questo governo, e in realtà della destra, ma lo dico senza nessuna insomma, animosità, è ti faccio pagare meno tasse, e poi per quanto riguarda diciamo, la sfera dei diritti ti devi arrangiare. Però io ho visto destra, sinistra e centro nel passare del tempo che si pagavano sempre più tasse e diritti sempre un po' meno. Tanto è vero che siamo arrivati al punto capolinea adesso che la natalità è sempre abbassata, nessuno vuole mettere su famiglie, gli anziani non stanno assolutamente bene, i giovani men che meno, per cui io non so se è una questione politica. È una questione generale di governance del nostro Paese, ma torniamo di nuovo sul merito su queste questioni, anche entrando nel merito fiscale, dopo la pubblicità, tra qualche secondo.